Esiste la possibilità che dopo Luca Zaia in Veneto ci sia ancora Luca Zaia. Finora si era detto infatti che nel 2025 i partiti del centrodestra, Lega in primis, avrebbero dovuto cercare un nuovo candidato per Palazzo Balbi, per la presidenza della regione del Veneto, visto che la legge, sia quella regionale che quella statale, impediscono ai presidenti di regione il terzo mandato consecutivo. Questa infatti è la norma attuale. Ma qual è la notizia? Che è in discussione l'ipotesi di una nuova legge per togliere il tetto dei 2 mandati. E allora questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 26 gennaio 2023, la prima notizia del giorno riguarda Zaia l'Eterno. Dopo Zaia ancora Zaia, se lo chiede il Gazzettino di oggi, parlando della norma per togliere il tetto dei 2 mandati. La proposta arriva dalle regioni, leggiamo sul Gazzettino, ed è sostenuta in modo trasversale, interessa anche al PD che per esempio in Campania vorrebbe rieleggere il presidente Vincenzo De Luca. L'abolizione del limite dei 2 mandati quindi potrebbe mettere d'accordo tutti, anche se, come sottolinea Alda Vanzana nel suo articolo per il Gazzettino, in Veneto Fratelli d'Italia potrebbe rivendicare la poltrona della presidenza della regione. Dopo tanti anni in mano alla Lega, specie considerato che le ultime elezioni politiche hanno incoronato il partito di Giorgia Meloni al primo posto, di gran lunga il partito più votato anche in Veneto. Ecco, quindi per ora non c'è nulla di certo, naturalmente l'ipotesi dell'abolizione del limite dei 2 mandati per i presidenti della regione, ma si discuteva anche del limite dei 2 mandati per i sindaci, si era affacciata nel corso dell'ultima manovra di bilancio, la prima manovra del nuovo governo Meloni, accantonata per il momento ma non del tutto abbandonata, quindi a Roma se ne parla. Ecco, da sottolineare però un aspetto: si parla del limite dei 2 mandati, quindi l'ipotesi è l'abolizione di questo tetto, l'ipotesi è quindi quello di alzare il limite alla soglia dei 3 mandati, ma c'è un fatto: che Luca Zaia, presidente della regione Veneto, in questo momento è già al suo terzo mandato. Infatti è stato eletto per la prima volta nel 2010, poi di nuovo nel 2015 e ancora nel 2020, nel pieno della pandemia Covid. In questo momento quindi Zaia è presidente della regione da 12 anni, il più longevo dei presidenti di regione. Il Veneto è l'unica regione in Italia ad avere lo stesso presidente appunto da così tanto tempo, e quindi già al terzo mandato. Ma com'è possibile, visto che la legge prevede il limite dei 2 mandati? Ebbene, la ragione è molto semplice: questa legge era molto recente ed è stata approvata successivamente alla prima elezione di Zaia, quindi in qualche modo il primo mandato di Zaia non conta ai fini di questa norma e ai fini del computo del tetto dei 2 mandati. In sostanza Zaia ha potuto godere, unico tra gli attuali presidenti di regione, di una sorta di mandato zero. Se quindi la norma venisse modificata e il limite venisse aumentato non più a 2 ma a 3 mandati, Zaia potrebbe ricandidarsi in Veneto per quello che sarebbe il suo 4º mandato, di nuovo un unicum nel nostro paese e una eccezionalità tutta veneta. Vedremo come si svilupperà questa vicenda. Nel frattempo a Vicenza l'attuale sindaco Francesco Rucco ha annunciato di essere nuovamente in corso per amministrare il capoluogo berico. Sfiderà il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai, che aveva presentato la sua candidatura già una decina di giorni fa, lanciando la sua corsa a sindaco di Vicenza dalla piazzetta Gioia, in un quartiere della prima periferia del capoluogo berico, davanti a un'osteria.
Ieri invece Rucco ha convocato la stampa a Porta Castello assieme alla moglie e ha detto di essere appunto di nuovo candidato, di aver ottenuto l'ok da Roma che stava appunto attendendo. Questo per quanto riguarda la cronaca politica di oggi, ma voltiamo pagina e parliamo invece di giustizia e politica. Pinelli è stato nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Di chi si tratta? È un avvocato padovano, si definisce una figura non politica e indipendente, ma è anche vero che viene descritto sulle pagine dei quotidiani locali di oggi. Partiamo ad esempio dai quotidiani del gruppo Gedi, come l'avvocato amico di Violante che piace alla Lega di tendenza Zaia. È appunto padovano come la Casellati, assunse la difesa di Renzi nel conflitto Senato-Corte Costituzionale. Renzi che peraltro è stato decisivo sulle nomine mentre protesta magistratura indipendente. Ma torniamo sul personaggio di Pinelli. Frequentazioni trasversali tra i suoi clienti, lo spin doctor di Salvini, Luca Morisi. Questo sui quotidiani del gruppo Gedi. Leggiamo il Gazzettino: CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, Pinelli vicepresidente, il sì anche del terzo polo, le parole di Mattarella che ora chiede coesione. Il candidato della Lega, così viene definito Pinelli, eletto al terzo round con 17 voti su 32. Il capo dello Stato ricorda che tutti i componenti dovranno sentirsi ascoltati e garantiti. La stretta di mano tra il capo dello Stato, che è appunto anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e il nuovo vicepresidente Fabio Pinelli all'ingresso di Palazzo dei Marescialli. Forza Italia e Renzi esultano: ottima scelta, il nuovo vicepresidente è serio, autorevole e credibile. Costa e Giachetti dall'altra parte presentano 2 disegni di legge per la separazione delle carriere, sia la filosofia di Nordio. Ma torniamo al ritratto di Pinelli, il legale che difende i leghisti. Scrive il Gazzettino: il penalista veneto ha avuto come clienti Morisi, Sorato, Grafica Veneta ed è parte civile per Zaia e Regione. Avvocato anche di Giordani e Bonavina a Padova, è apparso a riunioni del Carroccio e del PD, è amico di Violante, è in Fondazione Leonardo. Concludiamo la carrellata con il Corriere del Veneto: Pinelli vicepresidente del CSM, terrò alti i valori della carta, eletto in quota Lega, vanta solide relazioni anche nel PD. Luca Zaia lo definisce una figura competente, protagonista di importanti iniziative in ambito culturale. Giorgia Meloni: confido nella leale collaborazione col governo per migliorare la giustizia in Italia. E allora c'è la scheda: chi è Fabio Pinelli? Secondo il Corriere del Veneto, 57 anni, nato a Lucca, laureato a Milano, iscritto al Foro di Padova, è avvocato patrocinante di fronte alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale, ha una formazione giuridica di diritto penale, si occupa prevalentemente di diritto penale dell'economia e insegna contratto a Ca' Foscari, diritto penale dell'ambiente e della sicurezza informatica. Socio di Italia Decide e presidente di Padova Legge, è stato legale di fiducia di Luca Zaia, Armando Siri, Luca Morisi. E poi c'è un articolo di Martina Zambon che mette in luce un altro fatto interessante, e cioè con Nordio Ostellari maschio la macchina della giustizia è tutta nelle mani dei veneti, partendo quindi dal guardasigilli, il ministro della giustizia Carlo Nordio, passando per i vari dirigenti occupati tutti i ruoli chiave della giustizia. Appunto l'ultima tesserina del mosaico è quella di Fabio Pinelli. Con la sua nomina al Consiglio Superiore della Magistratura, i veneti coprono potere legislativo, esecutivo e giudiziario, appunto in questo specifico ambito, quello della giustizia. Insomma, se da tanti anni le forze politiche che hanno governato il Veneto, che governano il Veneto da 30 anni, hanno lamentato le difficoltà, i limiti del sistema giudiziario italiano, adesso hanno tutta la possibilità di intervenire e riformarlo, modificarlo. Vedremo come e se lo faranno. Ma nel frattempo voltiamo pagina e parliamo della polemica
che riguarda la tassa aeroportuale introdotta da Brugnaro a Venezia, una polemica di attualità che vede oggi il comune sotto attacco da parte di Ryanair. Vediamo sul Gazzettino cosa dice la compagnia aerea. Tassa d'imbarco a Venezia, un'idea stupida e illogica. Non usa mezzi termini la compagnia aerea irlandese, che ha subordinato gli investimenti sugli scali veneti all'abolizione del contributo. La replica a muso duro del vice sindaco Tomaello, vice appunto di Brugnaro: il mercato lo fa la città. Anche Save, l'azienda che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, resta su posizioni critiche. Se dal comune di Venezia ci avessero consultati magari sarebbe uscita un'idea migliore. Ryanair baserà un ulteriore aereo al Marco Polo con un investimento di 100 milioni di dollari e 30 lavoratori in più. I numeri: 22 sono le nuove rotte che collegheranno le basi veneti di Ryanair al mondo, 30 gli aeroporti in Italia raggiunti da voli Ryanair con 17 basi nel paese, 12 le nuove rotte da Venezia su 26 partenze in totale dal Marco Polo. Pesa il 30% quindi Ryanair sui 15 milioni di passeggeri che hanno utilizzato gli aeroporti veneti. La polemica anche sulle pagine del Gazzettino dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi: tassa sui decolli, Ryanair a Brugnaro, così metti a rischio il turismo veneto. Parla McGuinness, direttore commerciale della compagnia: saremmo costretti a rivedere i nostri investimenti. Il manager irlandese si dice pronto a spostare la crescita verso scali meno costosi. E appunto ci sono le parole dell'amministratore delegato di Save: da parte del comune un modo veloce per aggiustare il budget. Concludiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima: le valanghe, l'emergenza in montagna, 3 valanghe in poche ore sulle Dolomiti, sciatrice Mestrina sotto 1 metro di neve. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: Valentina Mainardi travolta sul Padon, compressorio a Rabba Marmolada, estratta da altri escursionisti, è ricoverata a Trento. A Sesto invece uscita fatale in Valpusteria, appunto muore noto imprenditore. Ansa Packer, titolare del Caravan Park di Sesto, era conosciuto in Veneto. Sul Gazzettino: la montagna ora è a rischio, 4 valanghe in 3 giorni con 2 vittime e un ferito. Ieri una veneziana salvata da una guida, visto il marito che scavava nella neve. Paura anche per un distacco sul versante sud del Nuvolau, si era temuto il peggio. La nuova coltre non si è compattata con quella preesistente, ogni sovraccarico può rivelarsi una trappola micidiale. Lunedì una trentina sepolta da un ammasso sul lago Rai, ieri altra slavina fatale in Valpusteria. Sul Corriere del Veneto: 3 valanghe, 2 feriti in un giorno, in montagna c'è troppa superficialità. Sul Monte Elmo ucciso da una slavina il titolare altoatesino del camping di Domegge. Parla l'escursionista Trevisan: salvo invece per miracolo, 4 ore sotto la neve, sono vivo grazie a una buca. L'amica Arianna invece non ce l'ha fatta, non riuscivo a sentirla, dice Trevisan. L'escursionista ha raccontato che quando la slavina si è mossa non ha fatto a tempo a girarsi e si sono ritrovati appunto lì sotto. Salgono a 4 invece le vittime venete nell'inchiesta sugli abusi, i presunti abusi nell'Accademia di Ginnastica Ritmica. Le accuse quindi anche di una farfalla veneziana che racconta: vivo nell'ansia, è pericolosa. Secondo il GIP le ragazze sono state trasformate in automi. Il giudice dice che l'allenatrice ha generato sulle allieve una dipendenza psicologica mascherata da pungolo per aiutare le ginnaste a fortificarsi. La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti una allenatrice dell'Accademia di Ginnastica Ritmica di Calcinato in provincia di Brescia. Sono 8 le atlete che l'accusano di abusi. Oggi hanno tutte tra i 13 e i 15 anni, 4 di loro sono venete, 3 veronesi e appunto una veneziana. L'ultima notizia di oggi arriva da Verona e riguarda la fauna selvatica, in particolare il lupo che è stato salvato ieri mattina a Verona dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale. Allora leggiamo la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: il lupo arriva a Verona e scivola in un canale, salvato dai pompieri.
L'animale era in grave deperimento, sarà liberato in Lessinia. All'inizio i soccorritori lo avevano scambiato per un cane. Si era spinto fino in città, nel quartiere di Montorio, zona Ponte Florio, ad appena 5 km dal cuore di Verona, ed è scivolato in un canale, riuscendo a non cadere nell'acqua, rimanendo incredibilmente impigliato tra i rami di un fico. Quando vigili del fuoco e polizia municipale si sono trovati di fronte all'animale stremato, sono rimasti spiazzati. In un primo momento hanno pensato si trattasse di un cane in difficoltà, e invece era un lupo che, infatti, una volta tornato in forze, sarà liberato in quota sui monti Lessini, dai quali probabilmente proviene. Il bizzarro episodio risale a ieri mattina e questa è l'ultima notizia di oggi. Sveglia Veneto torna come sempre domani mattina. A tutte e tutti voi nel frattempo una buona giornata.